Voja qua, essun qua vuol dir be una, ed è tempo per mini sguard. Oggi va in nostra emissione impostut per traffic de autos e de trens, ma avant sto a presentare un eroe, un da quia, nord de films, un da Trun. La UNICEF ha invitato ad el oggi ad una festa a Turic. UNICEF è un'organizzazione delle Nazioni Unite che aiuta ad ufanti sull'intero mondo. E noi andiamo a fare una visita all'eroe. Il Pablo Schmidt de Trun. El dat bain balla poi. Sil trampolin eis el walti buns. Ma auch tot in automotiv eis el in Aerox. Giucheu. Io avevo in mais, sciiceu, lo avevo si in cozza soren, e lo avevo si ebbe differenza de Bibles dan cops. Io avevo la setzi de Bible. Also lo avevo also per Tschechia, io per fons a Nepal, che anche in terra trembel. E lo chieden quels raps, pus per de begessi le scolas, et Sin quell'idea, zel Pablo venius con la legione artikel el spic. La stevi scret che la UNICEF rimni de nes pels affons de Nepal. E la prusses de nes il velo e usa comprar boteias a vendiu sin siu stanz per vaia. Vinavon al Pablo fac cartes a vendiu quelles e en tir vic a Trun. Tot quai speri a scola. Quai drova motivazione. Also minche ton avevo schon täglich aber io per cialdine che quels fons. Che quels han für die auch quels raps. Also En se casa veva alla fin buna main 200 francs. Siu projekt alu plesiu alla UNICEF a Schibein che la jos in dels treis che sagunegna oz sonda la trofea Sternenwoche. Schon esser in dels treis nominai a staula decce sorpresa. Ados? Nervus? Also, che fai no c'eo spiarten nicht. Io sono ja schon nominaus et Spel Pablo hanno varga 8.000 siacene fons en Schweizer im Naudenes durant l'anno de Steules la Sternenwoche dell'UNICEF. Ed insieme han els rimnau la decce somma, de pli che 400.000 francs. Bunamain in a mesa miliu. A quels denes drovi a Nepal ina de las pli pau prestiaras del món. Con l'ura git venio se begau scolas. E ven fac novs codis de scola perché a Nepal dati varga 100 lungaiz ad als pipaux affons che petschen ils lungaiz als codis de scola. Con l'ura git ven pa e gidau che els affons san imprendere el Nepal. Ade, se scola ai per nus normal, Sal Pablo comprender ai fetch important. Con quel che in scuola se vengono lo suenter lo pichunch lavoro lo sani es vengono a denes. Mincin sa gida. A chavus vai sus esser veniu gos de rimna la proxima jamna de Steules, lu al Pablo grad in tip per vus. Oh, kin sto halt schon im Motor, sta vit Londra, kin sabo se men sentorin di coi biem. Importa bo, schel Pablo gudogna la trofea ni bo. Con sei acziun de rimna de nes per affons, eis el a tot ils autos che ne faccia madem, schonosa Andreis. Aerox. Precis, starlander via, qua fanno giusto Ed ossa va una giusta cifra informazione che non ha bastù per Pablo da guadagnare il premio Sternenwoche. Ma sin sia prestazione dasce l'essere fitch superbi. Il più lungo tunnel da tren del mondo è in Svizzera. Tutte le medie svizzere rapportano nempe da qua, il tunnel da base del Gotthard. Il prossimo martedì, il primo giugno, viene il tunnel inaugurato. Qua viene a dare una festuna con cienze di giornalisti dell'Europa, persone spossanti della politica e mille di visitatori. Ma perché insomma uscì un tam-tam intorno a quel tunnel? Del tunnel de base del Gotthard profiteschen bumo quels della Svizzera centrale che volen il sit a faina biala fin diamna. Na, elles tiares viginantes profiteschen. Grauba en containers che arrivan con bastiments al port de Genua e l'Italia, ni al port de Basilea ven transportada da lau si la vaia la pli directa a sperta tras la Svizzera.
a quella vaia maina tras il Gotthard. Di mena, la via del nord al sud, o sozzura, è fitch importante e qua fin già aduna. Sia qua per ir in vacanzas o il trasport di differenti robes, sco per esempio da mangiare o material per fabbricare. La storia del Gotthard è lunga. I ha dat fin già bleras differenti vies, sur e tras il Gotthard. I sulle Alps era grev e stentus. Pli baul stuevins fa quei poi ni cunasens a cavails incendes. Agli anni 1830, poi avon buonament schiena vontons eins bagadiau la prima vaia sul Gotthard. Lurs avevans travasar las Alps con la carroccia della Posta Suro ed arrivava antefer indi al Tessin ni alla Svizzera centrala. In 1900 poi a 50 anni pli tard eins lo inaugurau al tunnel della Vaia 4 tras al Gotthard. Tras quel venivins pli spert de liug ter liug, d'un ton culs autos e camions stuevins a una dini si la Vaia stentusa con ina massa carrauns che manava suls culms. 5 anni pli tard eins lo bomo se viui cul tren tras als culms. Na, lus el tunnel pels autos de personas ed els camions venius inauguraus. Sin quella vaia drovins mo pli 50 minutas tras al Gotthard. Tras quei tunnel van adina de pli autos de personas e camions che transporteschen raube tras l'entira Europa. Al resultat ein colonnes a lungs temps de spetja von il tunnel. Per puspei sminuir las colonnes de traffic al Gotthard e perché il traffic circulesce meglio, eins decidiu de variar il tunnel de base. L'idea è che da tras la Svizzera pli pauc traffic grev si las vaias e che la rauba vien transportada con la vaia 4. Navend del Dezember è si asci lunch. Lu sain si col tren tras il tunnel de base del Gotthard. Quella è una lunghezza di 57 km, è il più lungo tunnel de tren del mondo e meina navend del nord del Erstfeld e il sud tocca a Bodio. Per cui cincun trovins col tren mo ple 20 minutas, quella misura pli pauc che sul vel cincun con la vaia 4. Pli spert eins denton bomo per la linea diretta con pli pauc scrauns, na è il tren ai bia pli spert. Quel sa sincerts cincuns conton rispetto ad da toccano 250 km per ora. Compariau culs cavals che tragevan la carroccia della Posta sul Gotthard, spargni in zoz, 21 horas e 40 minutas. E na pensa, c'avare un tunnel fürs forza ralch per mai. Che arriva bei bler beschwelt, da dünle in ciel. Ma in mince cas, colonnes d'autos sono dappertutto il mondo un problema. China è un dels paesi che combatte il più ferm con quai. E ad una de più autos pisseran per ad una de più smog. Quai è una combinazione di smog, di meno fum, e foc, di meno cera. E quel aer malnet fa grans pissers alle persone in China. Per quai hanno also una nuova idea. Un bus tutto fatto speciale ci sta aiutare a ridurre il smog e giusto eramo pisserar per più paccas colonnes. Questo è forse il futuro del traffico in Cina, in bus che va sulle autos. Ja, vos es udiu andretg. Al bus ves o schin tunnel e se ves in futuro verrà tutte le colonnes d'autos. Perché è in Cina dat in massa autos ed il traffic è asci grons che sto sta dice in colonna. An stal del normalbus senza necessariamente al niev bus futuristic che è bia pli sperz alla prossima fermata e bia pli grons che normalbus. Ella è nominata mena scilats schina vaia principale con 2 vials d'autos e davon d'auls che è camions pon senza problemi sotto. Al moment dat il model de quei bus a quella venius presentaus all'Exposizione internazionale de high-tech a Peking in China. Lo eran las reaczioni asci positivas che già in per mercaus in China han mussau interess a ben gleiti decidai un bus de test. Qua potremmo ir il momento fin c'è plage in clur in gioc in plagia.
L'han veder. In giocia qua es. A vo una bella sera e tschüss insieme.